Eder. Mac. Pallister. Omicidio di Chiara Poggi, a 18 anni dal delitto spuntano nuove tracce, impronte digitali mai identificate tornano al centro delle indagini. A 18 anni dell'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa nella sua casa di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007, si apre un nuovo capitolo investigativo destinato a far discutere. La procura di Pavia, guidata dal procuratore capo Fabio Napoleone, ha riacceso i riflettori su una serie di impronte digitali rilevate all'epoca dei fatti sulla scena del crimine. Ben 60 frammenti, rimasti per anni senza un'identificazione certa, tornano oggi sotto la lente degli inquirenti. Nel 2007 quelle impronte erano state in gran parte archiviate come parziali, non utilizzabili o comunque non associate a nessun soggetto. Tuttavia, grazie ai progressi tecnologici e a una rinnovata attenzione nei confronti del caso, oggi si valuta la possibilità che alcune di esse siano in realtà leggibili e comparabili, offrendo nuove prospettive investigative. In particolare, i rilievi verranno confrontati anche con le impronte digitali di Andrea Sempio, il nuovo indagato il cui nome è emerso negli ultimi mesi come figura potenzialmente rilevante nella vicenda. Sempio, all'epoca dei fatti amico del fratello di Chiara, era già stato oggetto di accertamenti nel 2016, quando una consulenza di parte individuò una compatibilità tra il suo profilo genetico e uno dei due profili maschili trovati sotto le unghie della vittima, ma all'epoca, la procura scelse di non procedere. Oggi, invece, quella traccia, unita a una lunga serie di anomalie, lacune e presunte negligenze nelle indagini originarie, ha convinto gli investigatori a riaprire il fascicolo. L'obiettivo è quello di arrivare, finalmente, a una verità alternativa rispetto a quella che ha portato, dopo 5 gradi di giudizio, alla condanna definitiva di Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, a 16 anni di carcere. In vista dell'incidente probatorio fissato per il prossimo 16 maggio, i carabinieri del nucleo investigativo di Milano stanno lavorando senza sosta anche sull'analisi delle impronte digitali. Le rilevazioni effettuate tra agosto e ottobre 2007, in particolare nei giorni 16, 17, 20, 27 e 29 agosto, oltre a quelle del 5 e 12 settembre e del 3 ottobre, sono state nuovamente esaminate. I paradesivi, ovvero le pellicole adesive utilizzate per raccogliere le impronte, sono stati conservati in modo tale da poter essere oggi riutilizzati per nuove analisi. Secondo gli inquirenti, è possibile che tracce all'epoca considerate inutilizzabili possano oggi fornire elementi decisivi grazie a tecnologie più avanzate e metodi di comparazione più sofisticati. Proprio per questo motivo, Andrea Sempio è stato convocato nuovamente in caserma, mercoledì mattina, per un secondo prelievo delle impronte digitali e palmari. Questa volta, oltre al sistema laser, è stato utilizzato anche il tradizionale metodo con inchiostro, ritenuto più affidabile in caso di rilevamenti non perfettamente nitidi. Il laser era sporco, quindi le impronte non erano leggibili, ha spiegato l'avvocata Angela Taccia, legale di Sempio. Così hanno deciso di riconvocarci. L'indagato, ha aggiunto, si è presentato sereno ma stanco, provato dalla pressione di queste settimane. Le persone, anche al lavoro, mi dimostrano affetto e sostegno. Io sono tranquillo, avrebbe detto. Nel frattempo, la procura ha incaricato Iris e un esperto esterno di redigere una consulenza tecnica aggiornata, mentre il giudice ha nominato un dattiloscopista della Scientifica di Milano come perito per l'incidente probatorio. L'obiettivo è duplice: verificare l'eventuale corrispondenza delle impronte con quelle di Sempio, ma anche identificare altre possibili presenze nella villetta al momento del delitto. L'inchiesta, che per anni ha diviso l'opinione pubblica e sollevato numerosi interrogativi, si avvicina così a un passaggio cruciale. A quasi 2 decenni di distanza, la speranza degli inquirenti, ma anche dei familiari di Chiara, è che la tecnologia, oggi più che mai, possa fare luce su quei dettagli che nel 2007 erano sfuggiti, perché in questa vicenda, più che in altre, ogni impronta potrebbe essere un tassello fondamentale per arrivare, finalmente, alla verità. Tragedia al Monte Faito, si spezza il cavo della funivia, 4 vittime e un disperso.
era riaperta da una settimana. Una giornata che doveva essere di svago e bellezza panoramica si è trasformata in tragedia. Giovedì 17 aprile 2025, poco dopo le ore 15, un grave incidente ha colpito la funivia del Monte Faito, uno dei simboli storici del turismo tra Castellammare di Stabia e la vetta del monte. Il cavo trainante dell'impianto si è spezzato all'improvviso, causando il blocco delle cabine in viaggio e, nel caso di una di esse, la caduta nel vuoto. Secondo le prime ricostruzioni, al momento del cedimento vi erano 16 persone a bordo, suddivise in 2 cabine, 14 passeggeri e 2 operatori del servizio. La situazione più drammatica ha riguardato la cabina più vicina alla stazione di Monte, dove si trovavano 5 persone. Poco dopo le 17, con la zona avvolta da una fitta nebbia che ostacolava le operazioni di soccorso, si sono interrotte le comunicazioni con la cabina. Dopo circa un'ora, è arrivata la conferma: la struttura si era sganciata dal cavo ed era precipitata in un dirupo. 4 persone sono morte, tra loro anche un operatore dell'impianto. Una quinta persona risulta tuttora dispersa, e le squadre di soccorso stanno continuando le ricerche nella speranza di trovarla ancora in vita. Sul luogo si sono mobilitati i vigili del fuoco, il soccorso alpino, la protezione civile, e diversi elicotteri, ma le condizioni meteo, in particolare la nebbia fitta, hanno reso gli interventi estremamente complessi. Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato di essersi recato sul posto per seguire da vicino l'evolversi della situazione. Fortunatamente, le 11 persone presenti sull'altra cabina, quella più vicina alla stazione di partenza, sono tutte salve. Grazie ai sistemi di sicurezza e alle funi con imbracature presenti a bordo, i passeggeri sono riusciti a rientrare alla base nell'arco di un paio d'ore. Nonostante la comprensibile paura, nessuno di loro ha riportato ferite gravi. L'incidente ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità e sulla rete ferroviaria. La stazione di Castellammare di Stabia è stata chiusa, così come è stata interrotta la tratta ferroviaria tra Pioppaino e Sorrento. La polizia municipale ha sbarrato l'accesso alla strada panoramica all'altezza della storica reggia borbonica di Quisisana, per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso e garantire la sicurezza nell'area collinare. La funivia del Faito è un impianto storico, inaugurato nel 1952 e da sempre apprezzato da turisti e residenti per la rapidità con cui collega la città al cuore verde del monte. Tuttavia, non è la prima volta che accade una tragedia. Nel 1960, all'altezza del primo pilone, una delle cabine si sganciò improvvisamente dal cavo durante la discesa, schiantandosi sui binari sottostanti. Anche allora morirono 4 persone, tra cui un bambino di appena 9 anni e il conducente. L'impianto era tornato in funzione solo una settimana fa, dopo la consueta chiusura stagionale invernale, e rappresentava uno dei primi segnali di ripartenza turistica in vista della primavera. Ora però, l'atmosfera si è trasformata in dolore e sgomento, e si attende di chiarire con precisione le cause tecniche del cedimento, per accertare eventuali responsabilità. Il Monte Faito e la zona dei Monti Lattari non sono nuovi alle tragedie. Oltre agli incidenti noti, quest'area è tristemente famosa per un altro evento che ha segnato la memoria collettiva italiana. Qui, nel 1996, è scomparsa la piccola Angela Celentano, durante una gita con la famiglia e la comunità evangelica sul versante del monte. La bambina, che allora aveva solo 3 anni, non è mai stata ritrovata, nonostante innumerevoli ricerche, appelli e piste internazionali. Un mistero ancora aperto, che continua a gettare un'ombra su questo luogo di straordinaria bellezza ma anche di profondi interrogativi e ferite mai rimarginate. Caso Liliana Resinovic. Il fratello Sergio attacca i consulenti della procura: hanno sbagliato, devono essere sanzionati. Un atto di accusa durissimo, quello lanciato da Sergio Resinovic nei confronti dei periti nominati dalla Procura di Trieste per il primo esame medico legale sul corpo della sorella Liliana. La 63enne trovata senza vita il 5 gennaio 2022 all'interno dell'area verde dell'ex ospedale psichiatrico della città. L'uomo,
visibilmente amareggiato e deciso a ottenere giustizia, ha annunciato di aver formalmente avviato un'azione presso l'Ordine dei Medici per chiedere che vengano valutate e sanzionate le condotte dei 2 consulenti incaricati dell'autopsia. Hanno commesso gravi errori, omissioni inaccettabili e permesso la contaminazione dei reperti, ha dichiarato Resinovic all'ANSA, compromettendo in modo irrimediabile l'accertamento della verità su quanto accaduto a mia sorella. Questo non è solo inaccettabile dal punto di vista umano, ma rappresenta anche una violazione deontologica gravissima che deve essere valutata con la massima severità dall'Ordine dei Medici. Secondo il fratello della vittima, le lacune emerse nella prima fase investigativa avrebbero pesato come un macigno sull'intero percorso giudiziario e investigativo, contribuendo a prolungare il dolore della famiglia e a lasciare irrisolti troppi interrogativi. Sono passati oltre 3 anni di angoscia e incertezze, un tempo infinito in cui la verità è rimasta sepolta sotto una valanga di negligenze. Non si può più tollerare che simili errori si ripetano, servono responsabilità e rispetto, ha aggiunto, per Liliana, per la nostra famiglia, e per tutte le persone che si aspettano giustizia da un sistema che dovrebbe tutelarle, non tradirle. Resinovic ha anche annunciato l'intenzione di chiedere che vengano ascoltati in merito all'esame autoptico e alle nuove risultanze gli esperti di parte nominati successivamente: il professor Vittorio Fineschi, la professoressa Cristina Cattaneo e il dottor Barisani. Devono essere acquisite tutte le loro osservazioni tecniche depositate nel fascicolo, così come le dichiarazioni rilasciate pubblicamente nelle interviste. Loro hanno avuto il coraggio e la competenza per rilevare incongruenze fondamentali che altri hanno ignorato. Mia sorella merita assoluto rispetto, anche dopo la morte. Intanto, nelle stesse ore, è tornato a Trieste Sebastiano Visintin, il marito di Liliana, al centro delle cronache per l'ultima svolta investigativa. L'uomo, da pochi giorni formalmente indagato per l'omicidio della moglie, era uscito temporaneamente dalla città, dichiarando di volersi prendere qualche giorno di riposo in Austria. Ai microfoni di Mattino 5, ha dichiarato: "Non sto bene, Liliana mi manca tantissimo. Sono stato in montagna, da amici, avevo bisogno di staccare un attimo, ora sono tornato, sto facendo i miei lavoretti." Riferendosi alla sua posizione nelle indagini, ha ribadito: "Sono a disposizione, non mi nascondo", e ha commentato anche la scoperta, avvenuta il giorno precedente, di alcuni coltelli all'interno dell'auto di Liliana, parcheggiata sotto casa. "Non sono miei, io non li avevo ancora visti", ha affermato. "Sono rientrato solo ieri sera tardi, un signore che abita qui vicino mi ha detto che me li avrebbe lasciati in macchina, una volta affilati, li riconsegnerò. Molte persone mi lasciano i loro coltelli perché sanno che non sono quasi mai a casa." Visintin, infatti, lavora come a Rotino. Durante una recente perquisizione domiciliare, le forze dell'ordine avevano già sequestrato centinaia di coltelli, alcuni dei quali potenzialmente rilevanti per le indagini. Questa circostanza ha alimentato sospetti e alimentato il dibattito pubblico, anche se i legali dell'uomo, incontrati proprio questa mattina, hanno riferito che non ci sono novità dal punto di vista giudiziario e che al momento si è in attesa di ulteriori sviluppi. Il caso Resinovic, dunque, continua ad alimentare tensioni, dubbi e polemiche. A 3 anni dal tragico ritrovamento del corpo di Liliana, la verità appare ancora lontana, e le ferite aperte nella sua famiglia sembrano tutt'altro che rimarginate. Processo per l'omicidio di Alice Neri, scontro tra periti sul possibile contatto dell'assassino con il sangue della vittima. Si è svolta mercoledì 16 aprile una nuova udienza del processo per il femminicidio di Alice Neri, la giovane donna di 32 anni originaria di Ravarino, trovata carbonizzata all'interno della sua auto, data alle fiamme nelle campagne di Fossa di Concordia, nel Modenese, il 18 novembre 2022. Il caso, sin dall'inizio, ha suscitato forte impatto mediatico e grande attenzione per la crudeltà con cui è stato compiuto il delitto, e ora si avvicina a uno dei suoi momenti più delicati. In aula si è discusso principalmente del tema legato alla presenza o meno di tracce di sangue sull'aggressore. Al centro del dibattimento, infatti, la dinamica dell'omicidio. Alice sarebbe stata colpita almeno 7 volte con un'arma da taglio,
probabilmente un coltello, prima che il suo corpo venisse trasportato in auto e bruciato. Una violenza efferata che pone inevitabilmente l'interrogativo: è possibile che l'assassino non si sia sporcato di sangue? A rispondere a questa domanda sono state due consulenti tecniche, convocate dalle parti per fornire un parere medico-legale in merito. Da un lato, per la parte civile, ha testimoniato la dottoressa Alessandra Silvestri, medico legale, che ha sostenuto una posizione prudente. Secondo la sua ricostruzione, non è affatto scontato che l'autore dell'omicidio si sia contaminato con il sangue della vittima. Silvestri ha spiegato che molto dipende dalla posizione reciproca tra aggressore e vittima, dal tipo di colpi inflitti, dalla presenza di indumenti che avrebbero potuto fungere da barriera e dalla rapidità dell'azione. In sostanza, secondo la consulente, non si può escludere in assoluto che l'autore dell'omicidio sia rimasto pulito. Completamente diversa l'interpretazione della consulente della difesa, la dottoressa Raffaella Surropago, secondo cui invece è praticamente impossibile che l'aggressore non si sia sporcato durante l'attacco. La Surropago ha parlato di una scena del crimine molto cruenta, sottolineando che 7 colpi inferti con un'arma bianca implicano quasi sempre una fuoriuscita consistente di sangue, e che chi ha agito non poteva non aver riportato almeno delle macchie ematiche su mani, abiti o oggetti personali. La questione è centrale nel processo, poiché mira a chiarire se l'unico imputato, Mohamed Gaoul, possa realmente essere l'autore del delitto. L'uomo, di origine tunisina, è detenuto in carcere da dicembre 2022, arrestato inizialmente in Francia e poi estradato in Italia. Al momento del presunto omicidio, Gaoul avrebbe indossato determinati indumenti e portato con sé un borsello. Nessuno di questi oggetti ha rivelato tracce di sangue durante le analisi condotte dagli investigatori. Proprio per questo motivo, la divergenza tra le due consulenti assume un peso probatorio significativo. Da un lato si apre una possibile breccia nel quadro accusatorio, se davvero fosse ipotizzabile un omicidio pulito. Dall'altro, la tesi della difesa rafforza il dubbio sulla responsabilità dell'imputato, laddove l'assenza di sangue potrebbe indicare una persona diversa come autore del crimine. Nel frattempo, si attendono nuovi accertamenti sull'autovettura della vittima, che potrebbero fornire ulteriori dettagli utili a ricostruire con maggiore precisione ciò che è avvenuto nelle ultime ore di vita di Alice. Gli inquirenti puntano anche a verificare la presenza di eventuali altre tracce biologiche o genetiche, compatibili o meno con Gaoul o con altri soggetti. Il processo continua a essere seguito con grande attenzione, sia per la brutalità del delitto che per i numerosi interrogativi ancora aperti. Il femminicidio di Alice Neri ha colpito profondamente la comunità emiliana e l'opinione pubblica nazionale, diventando uno dei casi simbolo della violenza di genere in Italia. La speranza della famiglia è che la verità possa emergere pienamente, anche grazie a questo confronto scientifico tra consulenti, ma resta ancora da chiarire chi, quel maledetto 18 novembre 2022, abbia ucciso Alice con una simile ferocia, per poi tentare di cancellarne ogni traccia tra le fiamme. Si è conclusa nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 aprile, l'attesa udienza davanti ai giudici del Tribunale del Riesame di Bologna, chiamati a esprimersi sulla richiesta di scarcerazione di Luis da Silva, il 35enne di origini senegalesi attualmente detenuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato per la morte di Pierina Paganelli. La donna di 78 anni trovata priva di vita nell'ottobre del 2023 nel garage condominiale di un palazzo a Rimini. Durante l'udienza, durata diverse ore, i giudici hanno ascoltato le argomentazioni delle parti, accusa e difesa, e si sono riservati la decisione, che dovrebbe arrivare entro sabato 19 aprile. Secondo quanto previsto dai termini di legge, la discussione si è svolta in un clima teso ma ordinato, alla presenza dell'imputato, dei suoi legali e dei rappresentanti della pubblica accusa. Da Silva, che è in carcere dal 16 luglio 2024, ha ribadito ancora una volta la propria innocenza davanti ai giudici. «Sono venuto in Italia per cercare fortuna, non guai», ha dichiarato nel corso dell'udienza, come riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino. L'uomo, che si è sempre detto estraneo ai fatti,
Si è mostrato visibilmente provato, ma determinato a difendersi da un'accusa che reputa ingiusta. Il suo legale, l'avvocato Riario Fabbri, che lo difende insieme al collega Andrea Guidi, ha commentato l'udienza all'uscita dal tribunale. Abbiamo appena terminato la discussione, il collegio si è riservato come previsto. Attendiamo il responso con serenità, confidando che le nostre argomentazioni vengano valutate con attenzione. Fabbri ha anche ricordato che il termine massimo per la decisione scade sabato, ovvero 10 giorni dopo il ricevimento degli atti da parte della Cassazione. La nuova udienza del riesame è stata convocata in seguito alla decisione della Corte di Cassazione, che lo scorso mese ha annullato con rinvio il precedente provvedimento di conferma della misura cautelare, ritenendo parzialmente fondati i motivi di ricorso della difesa. In particolare, i giudici della Suprema Corte avevano evidenziato alcune illogicità e lacune nel ragionamento motivazionale adottato dal Tribunale del riesame nella prima valutazione della posizione cautelare dell'indagato. Di conseguenza, il fascicolo è stato trasmesso nuovamente ai giudici bolognesi per un ulteriore esame. Tuttavia, nei giorni scorsi, anche il giudice per le indagini preliminari di Rimini, Vinicio Cantarini, si è espresso su una parallela istanza di revoca della custodia cautelare presentata dalla difesa di Da Silva. Il GIP ha rigettato la richiesta, confermando la misura del carcere per il 35enne. Questo ha reso ancora più delicata l'udienza di oggi a Bologna, da cui dipende una possibile svolta sul fronte cautelare. Pierina Paganelli, pensionata di 78 anni, era stata trovata morta il 3 ottobre 2023 nel seminterrato del condominio in cui abitava. L'omicidio aveva scioccato la comunità riminese per le modalità cruente e per il contesto in cui era avvenuto. Secondo gli inquirenti, la donna sarebbe stata colpita ripetutamente in un agguato premeditato. Le indagini si erano subito concentrate all'interno del palazzo, e nel tempo si erano succeduti accertamenti, interrogatori e perquisizioni, fino ad arrivare all'arresto di Da Silva, vicino di casa della vittima. Contro di lui, la procura ha raccolto una serie di elementi indiziari, tra cui testimonianze, intercettazioni ambientali e analisi dei tracciati telefonici, ma la difesa contesta fortemente la solidità del quadro accusatorio, parlando di incongruenze e ricostruzioni forzate. Al centro della linea difensiva ci sono le lacune nella prova scientifica e la mancanza di tracce ematiche o DNA che colleghino direttamente l'imputato alla scena del crimine. In attesa della decisione del riesame, che potrebbe confermare la misura detentiva o disporre la scarcerazione con o senza misure alternative, il caso resta uno dei più seguiti in Italia. L'intera vicenda ha riacceso il dibattito pubblico su giustizia, cautela nell'applicazione delle misure restrittive e presunzione di innocenza, soprattutto in casi ad alta risonanza come questo. Le prossime ore saranno decisive. L'esito della valutazione del riesame potrebbe non solo cambiare la posizione di Da Silva, ma influire anche sull'andamento futuro dell'intera inchiesta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.